Buongiorno Nicolò Paganin. La ringraziamo di questa sua partecipazione alle celebrazioni del Dante Dì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Anche Adria in questi mesi ricorda il suo poeta, Luigi Grotto, il ceco d'Adria, vissuto tra il 1541 e il 1585. È possibile, secondo lei, Niccolò, provare ad accostare qualche poesia di questi due poeti vissuti a distanza di più di 200 anni? In fondo, entrambi si sono cimentati anche in brevi componimenti, le rime, ed entrambi hanno cantato l'amore e la donna. Lei che cosa ne pensa? Buongiorno a lei. Ci potremmo provare, anche se i due autori sono vissuti in contesti storici e artistici diversi e scrivevano per un pubblico certamente diverso. Ma, dottoressa, propongo di lasciare l'ultima parola proprio ai nostri ascoltatori, che siano loro stessi, confrontando le poesie del sommo poeta Dante e di Luigi Grotto, a metterne in luce le diversità e le affinità, proprio su temi dell'amore e della donna, temi cari ad entrambi. Io le propongo per prima la lettura di un sonetto tra i più celebri di Dante, nonché il testo tra i più famosi di tutta la sua poesia, tratto dalla Vita Nuova, tanto gentile e tanto onesta pare. È il sonetto in cui l'autore esprime la lode della bellezza, le reazioni di ammirazione e della virtù di Beatrice, la donna che viene trasfigurata da creatura terrena, metaforicamente angelica, in entità divina, in grado di ispirare nell'animo di Dante un amore prima cortese e poi tanto mistico e spirituale da indurlo a iniziare una vita nuova. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua de ven tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova, e par che della sua labbia si mova uno spirito soave pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. È un rinnovato piacere ascoltare le rime di Dante. Anche dopo 700 anni la sua donna Angelo si imprime nel nostro animo. Io però, cercando tra le rime di Luigi Grotto pubblicate a cura della studiosa Barbara Spaggiari, ho trovato ben altra immagine dell'innamorata del poeta. Le propongo un sonetto in cui Luigi Grotto ha accostato la bellezza, le sembianze della donna al suo vero animo, il cuore altero, non tralasciando un pizzico di sensualità. Una donna, una diva, anzi una fiera, che ha volto et aria d'alba, occhi di sole sdegni d'assenzio, di manna parole, nel dire umil, nei portamenti altera, che ha sembiante cortese, anima fera, guance di rose, fiato di viole, bellezze al mondo rare, asprezze sole, lingua di mel, riso di primavera, che abbraccia d'alabastro ed oro crini, sguardo di basilisco, ombra di iena, cor di diamante e sen di calamita, denti di perle e labbra di rubini, suon di mercurio e canto di sirena. È quella in cui arbitrio è la mia vita. Sperando che le sia piaciuto, Nicolò, vorrei proprio sapere che cosa ne pensa. Un caro saluto a lei e agli ascoltatori. È certamente diverso da quello dantesco. La donna amata dal cieco d'Adria è in effetti più vicina alla donna spietata e crudele di Guido d'Arezzo o di Cavalcanti. Ma lasciamo ai nostri ascoltatori il piacere di riascoltare la musicalità di quei versi che, pensati e scritti da un genio universale come Dante Alighieri e da un poeta raffinato ed aulico come Luigi Grotto,
possono trasmettere un messaggio tanto sublime e allo stesso tempo vivace nella loro origine popolare. Tenendo presente quanto sia prodigioso ritrovare a secoli di distanza tra essi la sostanziale identica ispirazione, caso unico nelle vicende glottologiche della letteratura europea.